Questo progetto riguarda principalmente la possibilità di contattare a casa quelle persone che sono in situazioni di fragilità. È un'attenzione che in questi giorni, a fianco a quella sanitaria, a fianco alla gestione dell'emergenza sanitaria, è un'attenzione che abbiamo deciso di porre soprattutto nelle fasce più deboli. Un progetto con più attori per dare una prima risposta all'emergenza sociale ai tempi del coronavirus e individuare i soggetti più fragili, quelli che solitamente non vengono intercettati dai canali tradizionali, come famiglie monoparentali, giovani e single. Questo ci permette di evidenziare delle fragilità con interventi di presa in carico così importanti, soprattutto per la strutturazione del progetto. Quindi un essere vicini ai nostri cittadini davvero a distanza, responsabili, consapevoli e solidali, rimanendo a casa. Emergenza straordinaria, nuove necessità che hanno portato i comuni di Zero Branco e Ponte di Piave ad avviare una collaborazione con la supervisione dell'Università di Padova. I cittadini in difficoltà, qualsiasi tipo di difficoltà, hanno così due numeri telefonici di riferimento, uno per comune. Qui i contatti saranno filtrati, individuando le priorità e gli interventi di sostegno psicologico, economico, ma anche una semplice consegna a domicilio di farmaci. A mettere a disposizione figure professionali qualificate sarà l'associazione Edera. Quello che operativamente fa è studiare insieme a questi ruoli coinvolti, ma in primis con il cittadino, soluzioni che siano utili a fronteggiare il momento e a prepararsi anche ai prossimi cambiamenti.